non le dice mai nessuno e sembrano delle bestemmie, mentre invece io le dico perché a me mi sembra la cosa più logica del mondo. In Svizzera è così, la chiamano la formula magica ed è figlio della cultura di diversi che decidono di stare assieme. Si rispettano, ma sono e restano diversi. Nella Repubblica Sovietica Italiana invece no, dobbiamo essere tutti uguali. Avete capito? Però capite che non sempre siamo diversi perché io sono diverso da te, voglio comandare io. No, perché anche chi ha pochi voti ha i voti dei cittadini. Dopo queste robe che spiega meglio la Battistoni che me ne ha spiegate a me, si tratta della ricerca di unità e della molteplicità, cioè un'equazione. 2408 più 26 uguale 1, cosa vuol dire? In Svizzera è 2408 comuni più 26 cantoni uguale a 1. Cioè diversi che stanno assieme. La riforma federale, la Costituzione svizzera non parte dall'articolo 1, ci sono delle premesse, ecco, una delle premesse, una delle 5 premesse è questa. Sono diversi, sono determinati a vivere la loro molteplicità nell'unità, però uno non rompe le scatole dall'altro. I 26 cantoni è come se fossero 26 stati, però ogni 100 metri vedete la bandiera rosso bocciata, perché stanno assieme senza essere obbligati a stare assieme. Se invece sono obbligato a stare assieme, mi divorzio o lo subisco, che era Dio. O qualcuno più debole degli altri è fregato, e non è giusto. Deve essere ben chiaro che il federalismo, questo l'ho già fatto vedere prima, non ripeto, è possibile solo con una Costituzione federale. Senza una Costituzione federale, che è quelle robe che ho detto io adesso, non si può e non si deve parlare di federalismo, se no si fa solo confusione. Allora cosa c'era sul Sole 24 Ore di tanti anni fa, 9 dicembre 1990? Una Costituzione per rifare l'Italia. Cioè, la gente che ragiona si rende conto che con questa Costituzione non si va da nessuna parte e succede quello che succede e che vediamo tutti i giorni. Solo che cosa succede? Diceva questo articolo del 90, la produzione 48 è morta e sepolta, era un articolo in Marco Vitale anche quello, no? C'è la necessità di riformare profondamente l'assetto dello Stato, siamo nel 90, abbiamo bisogno di un pensiero economico, sociale, contemporaneo e di istituzioni capaci di inserire con un minimo di dignità il Paese nel processo di mutamenti epocali in atto in tutto il mondo. Cosa è successo? È successo che nel giugno del 2006 abbiamo dato il premio letterario Strega alla Costituzione. Succede che 2 mesi fa, lunedì 17 giugno, ore 14:26, dicevo questa mano, assalto alla Costituzione, mobilitiamoci. Capito? Allora, qui c'era la Rosi Bigli ed altri che fanno un convegno a Roma, a Capranichetta, pochi giorni fa, cambiare senza toccare la Costituzione. Se non tocca la Costituzione non cambia niente, no? Ma perché non vogliono cambiare la Costituzione? Perché cambierebbe la mappa del potere, non ci sono santi, no? E allora i cittadini e gli enti territoriali non sarebbero più sudditi del potere centrale. Oggi i cittadini e gli enti territoriali sono sudditi. E chi non vuole cambiare la Costituzione o ha il potere o è nato da legare, mi piace fare subito, non so, è masochista. Però niente, anche il buon Bossi, il leader della Lega, interviene e la Costituzione non si cambia. Invece noi continuiamo a dire che la vuole cambiare, no? Tanto cielo. Ma non perché non funziona, purtroppo non funziona. La riforma federale, anche qua, è un altro delle 5 premesse. In Svizzera dicono consci che è libero soltanto chi usa della sua libertà. Cosa vuol dire? Vuol dire referendum. Esempio pratico. Il governo e il Parlamento nel 2009 in Svizzera avevano deciso di aumentare l'IVA. Va bene, benissimo. Si è fatto il referendum e i cittadini si sono aumentati l'IVA. Perché sono loro che comandano, perché i cantoni sono sovrani, però c'è l'istituto dei referendum che è facilissimo da fare, infatti poi dopo la Chiara vedrà qualcosa, che è da contrattare, da contrappeso a questa sovranità dei cantoni, no? Quindi ho parlato di libertà, ho parlato di queste cose, questa è democrazia diretta. Ho letto da qualche parte che un cittadino svizzero è politicamente meglio informato, un cittadino svizzero, quindi un cittadino di una repubblica federale vera, è politicamente meglio informato del parlamentariamente di Montecitorio o del Bundestag tedesco, che è una repubblica federale anche quella, ma Millo diceva che è una repubblica federale degenerata, perché non c'erano le cose che ho detto adesso. Quindi faremo una cosa seria, non si tratta di qualche ora in più di me, tanti miei amici della Lega dicono vogliamo il federalismo, quindi ci teniamo i nostri
un approccio diverso alla politica e servono, dicevo, cittadini consapevoli e informati. Guardate che bel libro, subito, è un libro dell'Istituto Bruno Leoni. L'Italia oggi i cittadini sono veramente sudditi dello Stato, invece con il federalismo lo Stato è al servizio dei cittadini, sono i cittadini che comandano, non è lo Stato. Infatti la parolaccia più brutta che c'è è la parolaccia servitore dello Stato. Non esiste, lo Stato è il mio servitore. Avete mai visto un servitore che ha dei servitori? Ma siamo matti. Cioè capite la cultura? Quello è un gran servitore dello Stato. Ma che cacchio dici? Lo Stato è il mio servitore. No, in Italia lo Stato è Dio, non è un servitore. E invece con la riforma federale lo Stato è il mio servitore. Questo è fondamentale da capire e da far digerire. Ora, cultura federale velocemente, capire che comandano i cittadini, i sindaci per esempio devono poter fare referendum senza quorum e su qualsiasi argomento. Le regioni devono smettere di essere quasi solo un centro di distribuzione di denaro e di potere. La gestione operativa deve essere responsabilità dei sindaci. È questo il federalismo. È da lì che bisogna partire, no? Poi leggi comprensibili, per forza, i cittadini comandano loro, è chiaro che non puoi fare le leggi che nessuno ci capisce nemmeno niente, nemmeno le leggi di lavoro, no? I partiti non devono lavorare come uffici di collocamento. Dov'è la Nuova Zelanda, dove volevo migrare tanti anni fa, poi ho conosciuto Bossi e non sono migrato da livello, doveva cambiare, pensate, il governatore della banca centrale. Deve cambiare il governatore della banca centrale? Hanno fatto un'inserzione sull'economia. Cerchiamo uno che sia capace di fare il governatore della banca centrale. Un'inserzione sull'economist. Ed è questa, l'ho messa qui perché è storia questa. No, un'inserzione perché stiamo cercando il governatore della banca centrale. È stato così. Poi vedete i giornali inglesi, no? Offerte di lavoro per i recrutori, prezzi dei docenti delle università, eccetera, eccetera. E in Italia i partiti litigano a sangue anche per l'elezione del vicepresidente di una bocciofila. Capite? Questo è il risultato di essere un paese centralista, dove chi ha il potere gestisce il potere, mentre il potere con il federalismo è dei cittadini. Santo cielo, no? L'ultimissima roba per gli svizzeri, così importante il federalismo, che ogni 3 anni fanno una riunione sul federalismo. L'anni fa l'hanno fatta a Mendrisio. Perché l'hanno fatta a Mendrisio? L'hanno fatta a Mendrisio perché in Italia si parlava di federalismo fiscale. Allora facciamo questa importantissima roba che fanno una volta ogni 3 anni sul federalismo a Mendrisio. Lì discutono già come dividere il territorio di Zurigo nel 2030, cioè voglio dire, vanno avanti, no? Ecco, cosa è successo? È successo il contributo del nostro paese, l'ospite d'onore, che era Formigoni, non può partecipare, ha mandato una videocassetta. Mi hanno detto che stanno ridendo ancora adesso di quella videocassetta, però io non c'ero, quindi non è. Me l'hanno detto. Pochi mesi dopo fanno un altro importante incontro nel cantone di Grigioni e lì è arrivato un membro del governo con una scorta che non finiva più ed è sempre stato attaccato al telefonino, perché non gliene frega niente, perché loro sono il centro del mondo, loro sono lo Stato, loro comandano. Con la Costituzione che abbiamo sono loro che comandano. Bisogna cambiare la Costituzione. Questo per vedere, questo è il Parlamento di svizzero, è il 1° di agosto che è il loro compleanno, sono tutti lì a far festa con i lumicini eccetera, e questo è sempre il Parlamento, davanti al Parlamento fanno manifestazioni, giocano a Sky, cioè è considerato, è casa loro, e adesso iniziamo la questione. Grazie.